Beppi Toscan è stato nella mia ventennale carriera di calciatore, è stata una figura fondamentale e lui è una persona di una straordinaria umanità, veramente, mi prendeva sempre in giro perché ero l'unico che parlava in italiano e non in dialetto. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone. Marco Goldin, uno dei ragazzi di Giuseppe Toscan, l'allenatore da Porto di Fiera che ha fatto diventare uomini tante generazioni di giovani che hanno trovato nello sport una scuola di vita. Molti lo hanno paragonato a Nereo Rocco per quella generazione di selezionatori dove l'occhio e il cuore contavano di più dei tabellini al computer. E in queste foto ingiallite c'è il sudore, le corse, ma anche l'energia e la spavalderia di quegli anni, di quando di anni ne hai forse 20 e pensi di spaccare il mondo. E Beppi ti insegnava che la strada non era quella lì, ma la pazienza, la costanza negli allenamenti e soprattutto il sentirsi squadra. Una lezione che i suoi ragazzi hanno imparato così bene che a distanza di quasi 20 anni dalla sua scomparsa, ieri sera si sono trovati tutti per ricordare assieme alla famiglia non il mister, ma semplicemente il loro Beppi. De Beppi che c'è tanti ricordi. Una volta siamo andati a giocare su un campo stretto e ho detto partiti larghi. E mi ho detto Beppi, ma il campo è stretto, e ora tutti in mezzo. Sudore ma anche ironia, perché per Beppi la prima lezione dello sport è vivere sempre col sorriso, anche quando ti capita un'espulsione. Una volta si cascaia contro Bonaccina, lo chiamava perché era stato espulso dall'arbitro. E allora che dice, Bonaccina, cosa che tu hai fatto? E io mi ho detto, Beppi, e che ho detto, mi spua su noccio, non avevo più visto che avevo dato un sciaffone. Anni in bianco e nero di un'umanità in campo e nella vita che forse non c'è più. Per questo la compagna di una vita, i figli e gli amici hanno voluto rintuzzare la brace della memoria. Abbiamo proposto questa cena per ricordarlo di tutte le battaglie che abbiamo fatto assieme. E per ultimo il portiere, grande e grosso, che con le mani come badili parava davvero tutto. E da portiere, nonostante gli anni, continua a difendere la porta dei ricordi che porta al suo Beppi. Cosa vuoi che ti dica Beppi? Attento, a Cheba che attendo, perché mi diceva sempre tendere a Cheba e mi sono ancora io tendere. Ciao Beppi.